Amici bellini, mamma mia, 3 punti fondamentali perché altrimenti sarebbe... Mamma mia. Allora, a caldo, perché dovete perdonarmi, non possiamo andare live, devo andare a suonare. E quindi vi porto questo contenuto sì, zaccardo. Domani, appena torno dalla serata, in nottata, vi posto anche la reaction che è imperdibile perché quello che è successo in questa partita è successo la qualunque, la penna rosta, mamma mia, sarebbe stato veramente una tragedia. Allora, partiamo dalla tragedia di Lorenzo. Ovviamente non siamo medici, non lo sappiamo, ma quando la gamba fa quel movimento innaturale, il ginocchio si gira e dobbiamo capire quanto sono interessati i legamenti, perché, mamma mia, è proprio la tragedia assoluta. E questo si interseca col mercato, il discorso, ma è un discorso che possiamo fare a fine video perché la partita è interessante e sarà bello fare anche l'analisi. Maroni, a recuperare questo Genoa. Allora, partiamo da un presupposto, ok? Ecco perché Conte è l'allenatore del Napoli e non siamo noi. Non siamo noi tifosi, perché tutti, e io prima, no? Per primo, quando Gutierrez a destra, però lo sfizio me lo posso togliere uno sfizio, perché quando lo vedemmo per la prima volta io vi dissi non mi piace, me lo spiego solo per farlo giocare alla Politano di modo che eccetera eccetera. La prima uscita non fu eccezionale, la seconda un poco meglio, la terza dove l'abbiamo rivisto a sinistra contro il Chelsea non mi era piaciuto perché dovevi fare quel fallo e fa quel passaggio sanguinosissimo, orizzontale stile Juan Jesus. E oggi, a fine primo tempo, nel gruppo Telegram, perché io mi devo prendere le mie responsabilità, me le devo prendere in diretta, non me le posso prendere poi a posteriori, voi le sentite a posteriori, ma gli abbonati lo sanno. Ho detto, meglio oggi a destra che col Chelsea a sinistra. E arriva il gol. Poi il tema è che Politano, cioè, quelli sono i gol che deve fare Politano. E infatti come si abbracciano Gutierrez e Conte, era chiaro che Conte gli ha detto non ti preoccupare, vai là. E qualche cross in più col destro ce lo ha fatto vedere. Quindi piano piano si sta mentalizzando e sta diventando un altro giocatore. La cosa che Conte ogni tanto dice, dà fastidio pure dirsela, gliela devono dire gli altri, però ogni tanto lui se lo dice da solo e che lui migliora i giocatori. E nel caso di Vergara, che è l'altro tema di giornata, è stato stranissimo leggere le dichiarazioni di Giuffredi, addirittura dire no, su Vergara andateci calmi, perché adesso Vergara è un altro calciatore rispetto all'inizio stagione. Conte è perché deve bilanciare, no? Le schifezze che si fanno. E quindi Vergara, quando si dice Verkvara va benissimo, però io rivedendo il gol che fece col Chelsea ci ho visto un po' di atteggiamento del Pocio, un po' il modo in cui però con molta più visione della porta, perché mi ha ricordato più o meno quel gol, ve lo ricordate quel gol del Pocio contro il Milan, dove lui poi la alza, gli esce quel pallonetto, quella piroetta che fa, mi ricordò un po' quel gol là, però Vergara è un Lavezzi che ha più freddezza sotto porta. È questione di freddezza, perché Lavezzi pure la tecnica ce l'aveva, però c'ha freddezza, forse è meno esplosivo, però c'ha più tecnica e più freddezza. E il gol che fa, assist di Meret, pensa te. Quindi c'è Milinkovic-Savic che si fa preferire per i lanci eccetera eccetera. Oggi Meret si porta l'assist a casa e si porta a casa anche un miracolo assoluto, perché è quello che fa là, tutto distinto da ravvicinatissimo, che era il colpo di testa di Gudmundsson, è miracolo, non si può chiamare in un altro modo, è assolutamente miracolo. Insomma, Elmas su Fagioli, questo il piano gara perché loro venendo con il 4-1-4-1, ce lo ricordiamo il 4-1-4-1, Vanoli ha strutturato la Fiorentina con Gudmundsson a sinistra e Solomon a destra, quindi per fare i rifornimenti per piccoli. Però almeno il Fagioli, che è il regista così, solo va a pigliare Elmas. La partita di Elmas giudicatela voi,
non la giustifico, facendo un gol bellissimo, non ne parlo più perché mi arrabbio se poi va a finire che dico cose che a voi danno fastidio. Gutierrez tirò fuori il gol di Vergara, quindi viene, ma bisogna dare meriti a Højlund che tiene l'avversario, vanno in contrasto, si mantengono così e quindi la palla scorre e Vergara entra come un coltello affilato nel burro. È un gol bellissimo perché non è banale davanti a De Gea mantenere la freddezza e andare nell'angolo. Molto molto bene. Højlund no gol perché poi stava succedendo un casino bellissimo, la sovrapposizione di Di Lorenzo con Gutierrez che lo premia, vedi? Il cross basso, stava succedendo alla Muresca, Comuzzo stava riuscendo a fare uno degli autogol più comici della storia del calcio, se la stava buttando lui, palo che stava andando, che stava finendo inosservato, poi il palo lo prende anche Piccoli, su quel colpo di testa che poi porta al miracolo di Meret su Gudmundsson. Scott parato dopo la serpentina di Elmas, Højlund esterno della rete, lo schemino, abbiamo fatto uno schemino su calcio di punizione, la do a te, faccio finta che la ridò a te, e il tiro di McTominay che ha fatto una partita incredibile. Adesso facciamo, non dico le pagelle, ma un po' le prestazioni individuali. Olivera la tira in curva e si va a secondo tempo, dove noi dobbiamo gestire le forze. Questo è un altro spunto che mi viene di dirvi. È uscita una schermata, dice punti persi quando la squadra va in vantaggio, Napoli 0. Cioè quando il Napoli va in vantaggio non perde la partita, non pareggia la partita. Questo mi fa spiegare l'atteggiamento aggressivo, ricordatevelo, parte dall'anno scorso, il Napoli parte forte. L'idea di Conte è quella di all'inizio siamo un po' più freschi, cerchiamo di dare il massimo all'inizio, siamo molto aggressivi, non li facciamo ragionare, recuperiamo palla alta, sperando di poter fare un gol, 2 gol e stare, perché poi le energie, come avete visto, vanno a finire e siamo ancora in profonda emergenza e parleremo anche del mercato. Quindi ecco perché il Napoli è bravo, è a livello proprio numerico, non si può tornare indietro, è bravo a mantenere il vantaggio quando lo ottiene e così si conferma questa statistica. Nel secondo tempo entra Mandrago, fuori, il gol di Guti, ne abbiamo parlato, bellissimo, e quindi Politano prenda nota, Politano sono proprio i gol suoi, che però Politano fa una volta all'anno e Gutierrez ci ha messo 3 partite per farlo e quindi siamo molto contenti di questo. Poi arriva il gol di Solomon e Dodò, che ci frega, ci entra proprio come il come Vergara ci è entrato Dodò. Roba di, che cos'è, Elmas che tira fuori, un passaggio di Spinazzola, Højlund continua a lottare, si crea delle cose, e poi c'è il palo di Ken, ma quello in fuorigioco non vale, altre 2 o 3 situazioni di Ken. Giovane non mi è fatto impazzire, è stato un pochino lezioso in alcuni punti, ha pure tolto un tiro, ha deviato lui, un tiro di McTominay che poteva andare in porta. Giovane deve salire di livello. Perché non hai fatto giocare a Giovane? Per queste cose qua, cose che noi non possiamo vedere perché non vediamo gli allenamenti. Se Conte ha capito che Giovane deve ancora entrare in quella mentalità guerriera, che toccare il pallone, faccio lo scavino, faccio il pallonettino, queste cose qua le puoi fare a Verona e sei pure bello perché ti riesce la giocata e le telecamere vanno su di te. A Napoli a tirare forte, devi soprattutto in questa situazione dove devi tenere il pallone, devi perdere tempo, devi farli girare a vuoto. Non voglio vedere scavettini, altrimenti Giovane non entra. Vergara lo ha fatto questo percorso e Vergara adesso lo vedi che va tosto. La penna, Vergara, il sangue che scorre, e là mi sono chiesto, ma Vergara stesse esagerando? No, ha pigliata una gomitata proprio. Volontaria e involontaria, gomitata che scende il sangue, la penna dice ho visto, non hai visto, mi dispiace, non hai visto, perché se avessi visto avresti visto la gomitata dove scorre il sangue a fiumi, di conseguenza altro fallo su Højlund dove se lo trascinano per il collo. Guagliù, è malacqua, lo dovete capire che è malacqua e dobbiamo essere più forti di tutto proprio, dobbiamo dare il 300% così come stiamo. E sapete chi ha dato il 300% oggi? Buongiorno, che l'ho rivisto bello potente, bello cattivo sull'avversario, un duello lo vinci, un duello lo perdi, però l'ho visto presente. Juan Jesus che è diventato anche braccetto destro, una cosa, non metti Beuche, ma hai perso quella spinta,
ma evidentemente se ti fidi di più di Juan Jesus braccetto destro, una domanda ce la dobbiamo fare. Entra Oliveira, fa il suo, Lobotka e McTominay fanno un'altra partita straordinaria. Spina sta recuperando, ma ancora lo vedo a mezzo servizio, lo vedo stanchissimo. Elmas Højlund, dobbiamo sperare che Di Lorenzo, insomma, l'interessante, però sembra proprio, chiamiamo una risonanza, perché qua è la risonanza, cerchiamo di fare bene le risonanze e di capire bene di cosa si tratta, perché questo potrebbe essere un problema che sono un po' pure mondiale, quindi palestra, da fa palestra. Lukaku entra e questo abbiamo. Di conseguenza molto molto bene. Non avrei proprio sopportato di perdere punti contro questa Fiorentina, che nel secondo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, ma è normale, è naturale. Adesso bisogna capire quello che si può fare sul mercato e si deve fare. Che giorno è? Finito, il mercato chiude lunedì. Abbiamo dato Marianucci al Torino, dai Marianucci si fa male Di Lorenzo. Oliveira, sono stato il primo a dire, c'era un'offerta di 20 milioni per Oliveira e ho detto, ma come non lo dai? Cioè, 20 milioni per Oliveira si dà e si investono subito, ti sblocca il mercato. Però ad oggi non lo puoi fare, perché se non si fida di Beuke, ma Oliveira deve giocare a costo di tenere la difesa di tutti i mancini. È una cosa incredibile. Oliveira, braccetto, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez a destra, tutti mancini. Højlund mancino, Giovane mancino, Vergara mancino, Lukaku mancino, tutti mancini. Va benissimo, dobbiamo comprare. In qualche modo dobbiamo comprare. Se levate De Bruyne dalla lista, fate in qualche modo, rescindete il contratto. Ritorniamo al mio video di un mese fa. Non si può andare avanti così. Non sappiamo quando tornano Gilmour, Anghissà, quegli altri. Non lo sappiamo, non lo sanno neanche loro probabilmente. Bisogna comprare perché questa squadra non ci arriva a fine febbraio. Non ci arriviamo. E ho capito la settimana tipo, ma vedete quanto si rischia alla fine. Se è una partita in controllo, ti fanno un gol casuale e si rischia da morire. Quindi molto bene, bravi, e adesso Manna però deve fare quello scatto in più, perché non si può sopportare. Alisson Santos va bene, però si faccia. Io vi dissi, meglio Alisson Santos che non Suleiman. Adesso ritorno Suleiman perché forse non vendono Lookman. Qualcosa si deve fare, devi prenderti qualche rischio e devi aggiungere dei giocatori a questa rosa che non ne ha più. Vuoi prendere un fantasista di piede destro in modo tale che Elmas può ritornare a fare il centrocampista per far riposare? Va bene, ma dobbiamo assolutamente farlo perché questo è il limite. Siamo arrivati al limite, si cominciano a fare male anche in maniera imponderabile. Di Lorenzo ha fatto tutte le partite, sarebbe stato anche fisiologico che il muscolo ti viene un po' meno e fai... Invece no, si gira il ginocchio perché metti male il piede. Quindi è una tragedia assoluta. Forza Napoli sempre, lasciate molti like, non vi siete iscritti al canale, siete nuovi, benvenuti, mi fa piacere di conoscervi. A me manca quest'uomo qua, però se non c'è, vediamo di fare quello che dobbiamo fare perché il Napoli è più importante.